Il 2023 sarà l'anno del grande rilancio per il patrimonio storico, artistico e culturale delle circa 3.800 ville venete che partendo da Mira e dalla Riviera del Brenta costellano molte località del Veneto, allargando il proprio orizzonte e il percorso fino al Friuli Venezia Giulia. Il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, professor Amerigo Restucci, nominato alla guida dell'istituto dal governatore Luca Zaia, annuncia programmi e nuove attività aperte al pubblico. Le ville venete sono uno degli elementi più intriganti della storia del territorio veneto. Sono 3.800 e sono state quasi tutte progettate a partire dalle prime di Palladio nel 1500. Di Palladio sono 9, ma in questo momento i proprietari che le animano sono assistiti dall'Istituto regionale Ville Venete che quando hanno bisogno di guardare come si fanno dei restauri c'è un ufficio tecnico che li assiste. 2. I fronti aperti da valorizzare. Primo, l'importanza del mantenimento delle residenze attraverso restauri mirati e l'apertura al pubblico dei visitatori con percorsi dedicati e nuove attività. L'annuncio ai proprietari. Se fanno domande per poter avere degli aiuti economici, se i progetti sono validi, gli si danno e si fanno una serie di attività. Abbiamo fatto la presenza di cavalli in villa, poi portiamo avanti diverse iniziative. Nei prossimi giorni ci sarà il 24 sera il premio Campiello Giovani che premia i giovani che hanno saputo scrivere delle ville con tutte le emozioni che queste comportano.